Un giudizio sul voto su questa mozione, sulla festa della famiglia tradizionale, cosa ne pensa? Beh, innanzitutto è un atto inutile. Quello che servirebbe alle famiglie venete non è una festa, ma sarebbero investimenti e risorse per la non autosufficienza, per chi ha un figlio disabile, per tutti quei servizi sociali che questa Regione invece ha tagliato fortemente nel corso di questi ultimi 5 anni. In secondo luogo, la famiglia tradizionale fondata solo ed esclusivamente all'interno del matrimonio è una visione miope. Ci sono tantissime famiglie non fondate sul matrimonio, perché magari hanno una separazione alle spalle, ci sono tantissime forme di convivenza che vanno riconosciute. È assurdo pensare a una festa della famiglia che esclude qualcuno che possa non riconoscersi in questa giornata. Io credo che sia stato un autogol, un errore gravissimo, un arretramento politico e culturale anche rispetto alle aperture di Berlusconi e molto più ampie quelle di Papa Francesco. Allora credo che il Consiglio regionale del Veneto sia più arretrato rispetto alle posizioni della Chiesa Cattolica, mi sembra una follia. Zan dice la porto alla consulta, concorda? Questo secondo me al limite potrebbe essere veramente un atto di chiara marca omofoba. Non c'è ombra di dubbio che da questo punto di vista il Consiglio regionale ha votato una mozione che non va nella direzione nella quale va tutto il resto d'Europa e crediamo che ci auguriamo possa essere cambiata, ma il modo migliore per cambiarla è cambiare la maggioranza la prossima volta e ripristinare una festa delle famiglie che sia di tutti e non escluda qualcuno da questa giornata. Mozione a rischio omofobia, quindi. Sì, secondo me sì, assolutamente sì. Non condivido l'uso dei nomi all'esterno, anche se è un atto pubblico il votare una mozione, però secondo me siamo a rischio omofobia.